Ribelle, anarchico, antifascista, arrestato, torturato, deportato in Germania, fuggito, esule in Argentina, in Venezuela e negli Stati Uniti, artista, scultore, pittore, inventore, studioso di letteratura spagnola, compilatore di dizionari, laureato 2 volte, accademico, 3 matrimoni, altrettanti divorzi. Il mio primo ricordo è in Sardegna. Ho circa 3 anni e sono con la mia bambinaia, Maddalena. Nella cucina c'è un grande tavolo ricoperto di marmo e sopra un bellissimo fiasco impagliato. Io non so come, lo raggiungo e riesco a bere. E poi mi ricordo le mattonelle del pavimento che mi si scagliano violentemente in faccia perché cado, mi rialzo, ricado e mi rialzo. E mi rimane una sbornia clamorosa di vernaccia a 18 gradi, la corsa al pronto soccorso, la lavanda gastrica e una vita da astemio. Io della Sardegna ho briciole di ricordi, un polverone di briciole di ricordi. Mi ricordo il caldo, la bellezza, la gita alla capraia, le mandorle, il formaggio coi vermi, i mostaccioli e i fichi secchi. La mia adolescenza è a Verona, appena tollerato in casa, ma cresciuto in strada, dove imparo trucchi e stratagemmi. I miei amici sono poveri, ma intelligenti, e io sono fortemente attratto dall'umanità che si respira nei cortili delle case popolari, a pochi metri di distanza dalla prestigiosa residenza familiare, stradone Porta Palio, quarto piano con terrazza. Mio padre è il gigante buono dalle grandi braccia dove io trovo conforto. Mio padre è il mio maestro di vita e di matematica, è il mio punto di riferimento, il mio oggetto di culto, di amore, mio padre. Ma mio padre muore, presto, a 41 anni. Io di anni ne ho solo 17 e mi ritrovo sperso, smarrito, senza più il mio punto di riferimento. E in più mia madre decide di tornare in Sardegna, dove non conosciamo nessuno, dove nessuno ci conosce. Mia madre ha infondate pretese aristocratiche col suo tè del giovedì pomeriggio, le tartine, le maldicenze. Io con mia madre litigo in continuazione, tanto che a 18 anni me ne vado di casa, sbattendo la porta e inseguito dalla sua maledizione. Non toccherai fiore che non appassirà. È stata quella la mia prima guerra, la prima di molte. Mi laureo nel 44 e devo andare fino a Firenze per farla, ma in realtà già da 2 anni ho una piccola scuola di ripetizione. Sono con un collega, diamo ripetizioni di tutto e qualche volta va anche bene, ci sono mesi buoni, marzo, aprile, maggio, ma poi è difficile farsi pagare. E comunque le mie antipatie antifasciste mi hanno messo ben presto nei guai. Sin da ragazzo ho avuto la passione per le caricature. Mi piaceva ritrarre quelli che ritenevo un po' strani. Quando sono stato arrestato la prima volta, grazie alla mia fidanzata di allora, mi sono fatto portare carta e penna e ho cominciato a fare i ritratti. Qualcuno li apprezzava, qualcun altro no, ma non importa perché per me disegnare era diventata una necessità. Per me disegnare era la vita. Di quei giorni in carcere, oltre le torture, le bastonate, le sevizie, la cosa che ricordo di più sono le cimici. Cimici dappertutto, cimici che cadevano a grappoli dal soffitto. I nostri giacigli pullulavano di cimici. Io ero abitato dalle cimici che amavano molto il mio sangue dolce. Cimici, cimici, cimici. No, non sono mai andato in montagna a fare la lotta armata. Io ho orrore delle armi. Non so neppure imbracciare un boschetto. E mi sono chiesto se costretto dalle circostanze sarei stato in grado di uccidere qualcuno. E la risposta è: chissà.
2324 era il numero della cella in cui stavo agli scalzi, primo piano. 3 celle più in là c'era Galeazzo Ciano. 90 era il numero di giorni di aspettativa massima di vita a Hersbruck. 45.815 il numero dei prigionieri di Flossenburg. E quando sono stato liberato ero 48 kg per 1,80 m e avevo 27 anni. Ho imparato la differenza che c'è fra crudele e spietato. I tedeschi, con noi, erano freddi, distaccati, spietati appunto. Ma i fascisti, qui a Verona, erano crudeli perché godevano delle nostre torture. Peggio dei nazisti. E comunque le torture, le sevizie, prima o poi finivano, mentre il lager non ammetteva tregua. Il freddo, la fatica, la disperazione, i cadaveri bruciati, la degradazione, il fumo nero, i rumori, gli odori, gli umori, le grida, le imprecazioni, i pidocchi, le miserie, le malattie, la disperazione e soprattutto la fame. La fame. Noi eravamo posseduti dalla fame. Tutto era fame, tutto era cibo, tutto. Imperativo assoluto, mangiare, mangiare, mangiare. Non ho mai più sognato il lager un giorno di fame. Gli interrogatori sì, le sevizie anche, ma il lager non l'ho mai più sognato. Mi sono chiesto perché. Forse perché se lo sognassi lo rivivrei e questo è il mio rifiuto ad essere infelice. Sul treno di ritorno dalla Germania ho fatto un sogno. C'è una camera, una stanza semibuia, in un angolo una poltrona su cui è seduto un uomo che mi dice: vieni, vieni. Io mi accorgo che quell'uomo è mio padre, che mi fissa severo e gli dico: padre, padre, che ho fatto? Che ho combinato? E lui mi guarda, mi sorride, allarga le braccia e mi dice: vieni, vieni, vieni che hai fatto il tuo dovere. Cosa ti aspettavi? Una medaglia? Ed è proprio mio padre, con la divisa da ufficiale, con quello Spencer nero che mi piaceva tanto. E io gli vado incontro e penso che sto per piangere e invece sorrido. Quando il treno di ritorno dalla Germania si ferma per Scantina e io scendo, sono emozionato come ad un appuntamento. Ma non c'è nessuno. Nessuno mi aspetta. Io sono malnutrito. Cammino col bastone e ho 14 chilometri che mi aspettano per arrivare da Pescantina a Verona. E il mio destino è che devo camminare. Per tutta la vita io cammino, io che odio camminare. E in più quando arrivo a Verona trovo una città saccheggiata, depredata, distrutta dai bombardamenti, riabitata da vedove e da orfani. Durante il mio esilio in Argentina, in Venezuela e negli Stati Uniti non parlavo delle mie esperienze 40-45. Qualche volta ne parlavo, ma il mio racconto era uguale a quello di tanti altri immigranti, e non solo italiani. In Argentina e in Venezuela non conveniva dire di essere stati antifascisti. E negli Stati Uniti poi, prima, durante e dopo il maccartismo, antifascista era sinonimo di comunista. Era una cosa pericolosa da dire.
Io conosco l'odio e il disprezzo per il diverso. L'ho vissuto sulla mia pelle. E quando al telegiornale vedo quei barconi carichi di gente che arriva, io li comprendo e li capisco. Costruire muri è stupido, oltre che deprecabile moralmente, perché siamo tutti figli di flussi migratori. Fermarli è andare contro la storia. Il mio è uno stile semplice, che esalta la dignità dell'uomo. Semplifico le linee e valorizzo i volumi, chiedendo il massimo ai materiali. La mia donna senza volto non è una donna in particolare, ma è la donna, è l'idea della donna. Da bravo artigiano fondo i miei bronzi e ai materiali chiedo il massimo. Poi sono anche impaziente, per cui ho inventato dei procedimenti, tipo una fornace elettrica che raggiunge i 2000 gradi senza contaminazioni, o un processo per evitare il sistema della cera persa. E comunque tutte queste invenzioni non le ho brevettate, verranno via con me. Quando nell'89 sono tornato definitivamente a Verona, ho voluto regalare alla città un monumento, dedicandolo a una persona che mi stava particolarmente a cuore, Don Quixote, il cappellano del carcere degli Scalzi. Don Quixote mi aveva aiutato durante la prigionia, mi aveva consigliato e raccomandato di stare calmo, di mettere un freno alla mia esuberanza. Nel monumento si vede il prete in atteggiamento di ascolto, fra alte mura della prigione, perché questo era quello che faceva lui. Raccoglieva le parole dei detenuti e poi le portava fuori, dove aspettavano le mogli, le sorelle, le figlie. Cosa significa essere centenario? Non lo so. Non lo so. So che ho vissuto, sono esistito, ho resistito. E l'ho fatto molto più a lungo di quanto fossi disposto. Destino, non scelta. Ma so che se dovessi rinascere, rifarei tutto da capo. Ma non chiedetemi perché. Devo dichiararlo solennemente. Ad un certo punto, fare politica è diventata pura resistenza antifascista. Abbiamo cancellato le nostre differenze in nome di un intento comune: abbattere il fascismo, costi quel che costi, fino alla morte nostra. Resistenza è la parola chiave, chiarisce il concetto. Resistere alla tortura, resistere alla deportazione, resistere alla maldicenza, alla calunnia, al degrado, allo strazio, alla disumanità.